Quasi 2000 persone a Sestri Levante per la giornata in memoria delle vittime delle mafie. Il Tigullio scelto per tenere alta l'attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e radicamento criminale. Il forum delle associazioni familiari invita i candidati a sindaco del Tigullio ad attuare politiche pro family. 2 le proposte, un assessorato ad hoc e un tavolo permanente di confronto. La Quaresima è un tempo di luce, così il Vescovo nella giornata delle cantorie e dei ministeri laicali. Lo splendore di Dio passa anche attraverso la liturgia, ha spiegato in cattedrale a Chiavari. Sport e formazione, i temi al centro dell'incontro del progetto Credere con l'ex calciatore Beppe Bergomi e Samuele Robbioni. Oltre al talento serve l'allenamento e l'impegno costante. Buongiorno a tutti, bentornati al telegiornale. È stato il Tigullio, in particolar modo la città di Sestri Levante, ad ospitare la manifestazione regionale organizzata per la 24esima giornata in memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra oggi in tutta Italia. Un lungo e partecipato corteo ha attraversato la città per raggiungere il comune dove è stata data lettura dei nomi delle vittime della criminalità. È andato Andrea Capitani. Giorgio Verdura, Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti. La lettura dei nomi delle 1111 vittime delle mafie dalla fine dell'Ottocento al 2018 e prima ancora il lungo e colorato corteo che sotto un cielo di primavera sferzato dalla tramontana da Piazza della Repubblica ha raggiunto Piazza Matteotti attraversando parte del centro e del lungomare. È stata Sestri Levante quest'anno ad ospitare la 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico. Orizzonti di giustizia sociale è stato il tema che ha accompagnato la manifestazione che nel Tigullio ha visto la partecipazione di quasi 2000 persone. Ci sono ragazzi delle scuole dalle province di Spezia e dalla provincia di Genova, abbiamo nel Savonese e nell'Imperiese altre manifestazioni, sono in tutto 7 le piazze di tutta la Liguria, Sestri Levante è quella centrale, ci sono le associazioni, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono i rappresentanti delle istituzioni, perché c'è bisogno di tutti per vincere questa sfida. Se da una parte gli studenti hanno fatto sentire la loro voce durante il corteo, i rappresentanti delle istituzioni con la loro presenza hanno portato una testimonianza importante per dire no alla mafia. È sempre un momento estremamente importante non solo per il ricordo, ma per riaffermare un principio, uno che non si può dimenticare, secondo che non si può assolutamente abbassare la guardia rispetto a fenomeni quali la presenza della criminalità organizzata, in cui nessun territorio può considerarsi totalmente indenne. La scelta della città di Sestri Levante è stata fatta per mantenere alta l'attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e radicamento criminale che hanno interessato varie zone della regione e che negli ultimi anni hanno visto il Tigullio al centro di importanti operazioni della magistratura. L'unico comune del nord Italia attualmente sciolto per infiltrazioni mafiose è proprio il comune di Lavagna. Purtroppo nel nostro territorio ligure abbiamo delle evidenze e quindi dobbiamo tenere alta la guardia. Oggi le istituzioni sono qui, io oggi con la fascia della regione proprio a simboleggiare che siamo tutti uniti contro la mafia. Tocchiamo ora un altro tema importante che è quello della famiglia. Il forum delle associazioni familiari del Tigullio propone ai candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative un manifesto che li impegna ad attuare politiche pro family. Sinora sono 4 le liste che hanno aderito, 2 le principali proposte avanzate. Sentiamo quali. Partiamo dalla prima, qual è? La prima è quella di creare un assessorato alla famiglia. Se poi il candidato sindaco ritiene di creare un assessorato ai servizi sociali alla famiglia, a noi va benissimo. L'importante è che si comprenda da parte delle amministrazioni comunali che l'assessorato ai servizi sociali è lì per dar risoluzione, tamponare, mentre un assessorato alla famiglia mette in campo politiche pro family per prevenire il disagio, povertà e quant'altro. Nei pochi comuni italiani dove questo è stato fatto, che benefici ha portato? Una speranza. Infatti l'indice di natalità, l'inverno demografico come lo chiamiamo noi, ha trovato una soluzione. Si arriva ad avere 2 figli per famiglia, che è quello che tutti auspicano.
Qual è la seconda proposta invece? È quella di creare dei tavoli di ascolto, confronto, collaborazione in modo da affrontare tutti i problemi che riguardano natalità, educazione, rapporti famiglia-scuola, anziani, sport. Noi abbiamo esperienze ormai ventennali in comuni che chiamiamo virtuosi italiani e abbiamo esperienze delle nostre associazioni. Oppure possiamo anche rispondere a dei bisogni, a delle richieste da parte dei comuni per fare noi delle proposte su loro bisogni intercettati con i servizi sociali. Nel Tigullio ci sono già esperienze di tavoli? Sì, la più attiva sono 2 anni, sono i tavoli col comune di Chiavari, tavolo famiglia, e adesso stiamo entrando nel tavolo scuola, nel tavolo sport, poi a Sestri Levante col tavolo solidarietà. Dei 205 milioni di euro destinati dalla Regione ai comuni liguri colpiti dal maltempo di fine ottobre, 150.000 euro saranno destinati a Chiavari. Anche se il nostro comune non ha subito ingenti danni come le città limitrofe, spiega il sindaco Marco Di Capua, utilizzeremo i fondi stanziati per opere di difesa del litorale cittadino. E ora siamo all'informazione religiosa, veniamo in diocesi. 12 nuovi ministri della Comunione sono stati istituiti dal Vescovo nella giornata per i ministeri laicali e le cantorie. Con loro anche una 50ina di nuovi lettori. Monsignor Tanasini ha ricordato anche l'impegno dei cantori e dei sacristi. La sintesi nel servizio. La Quaresima è un tempo per far brillare la luce di Dio che è in ogni persona. Nella giornata delle cantorie e dei ministeri laicali, il Vescovo invita non alla mortificazione e alla penitenza, ma ad un cammino di lode e di bellezza che deve emergere. Un momento di trasfigurazione, come si evince dal Vangelo domenicale, che può realizzarsi anche nella pacatezza di ogni giorno e che impegna tutti a desiderare questa luce, anche l'intera Chiesa, nonostante difficoltà e momenti bui. Il Vescovo pensa dunque alla liturgia come ad un'occasione per diffondere lo splendore nella preghiera e si rivolge a coloro che in cattedrale ricevono un ministero, li chiama strumenti di trasfigurazione, come i lettori che proclameranno la parola. Non è semplicemente leggere un testo, ma è un momento sacramentale. La parola che risuona e che noi chiediamo tocchi i cuori. Sia davvero, come dice la lettera agli Ebrei, quella spada che entra nel profondo dell'anima. Leggere bene non vuol dire semplicemente leggere correttamente, ma vuol dire emettere un atto di fede. Monsignor Tanasini chiama poi i cantori che nella liturgia aiuteranno a lodare il Signore. A fare in modo che la liturgia sia davvero un momento di lode, che trasfigura, che eleva, che aiuta. Non si sostituisce alla preghiera, ma è preghiera. Il Vescovo non dimentica i sacristi e gli addetti al culto, un compito che può sembrare molto umile e invece fondamentale. Custodire la Chiesa vuol dire compiere un atto che ci aiuti a stare nella casa di Dio come nella casa del cielo. Infine, nel corso della celebrazione, il Vescovo ha conferito il mandato ai ministri straordinari della Comunione, 12 persone provenienti dalle varie parrocchie della diocesi. Nessuno è illegale è il titolo dell'incontro pubblico in programma domani sera nel Salone di Casa Marchesani in Corso Millo a Chiavari. Promosso dalla Caritas diocesana, l'intento è quello di mettere a confronto 2 testi. Da una parte il decreto sicurezza del governo, dall'altra il documento firmato dal Papa sulla fratellanza umana. Interverranno il sindaco di Sori, Paolo Pezzana, il frate francescano Luca Pozzi e Angelo Pittaluga, già collaboratore di Caritas Italiana. L'inizio alle ore 21. Nell'ambito del progetto Credere, il progetto diocesano, si è svolto all'Istituto Liceti di Rapallo un incontro dal titolo Lo sport come formazione. Ospiti della mattinata Beppe Bergomi, ex calciatore, campione del mondo nel 1982, attualmente commentatore televisivo. Insieme a lui Samuele Robbioni, di professione mental coach. Le interviste. Mental coach, cosa significa questa professione? Significa aiutare i ragazzi che fanno sport, gli atleti professionisti, i giovani del settore giovanile a prendere consapevolezza delle loro capacità, lavorare molto sul concetto di motivazione, che vuol dire la motivazione è sempre una scelta,
io non amo molto la categoria dei motivatori, credo che sia importante man mano che si cresce capire che la motivazione che fa la differenza è la motivazione interiore, quindi lavorare molto sul loro concetto di talento senza dimenticare che il talento non serve a nulla senza l'allenamento. Quindi molto credere nella fiducia in se stessi, che forse è un aspetto che oggi i ragazzi fanno fatica a far emergere, e anche, come dicevi, un aspetto dell'impegno, non basta il talento. Assolutamente, io credo che nello sport occorra più coraggio nel fidarci dei giovani, nel lanciarli, nel farli mettere in discussione. Quando un allenatore, quando un coach, che sia di basket, di calcio, di rugby, mi chiede: questo giocatore secondo te è pronto per fare il salto nel settore giovanile? Io dico sempre: guarda mister, stai sbagliando persona, questa domanda non la devi fare a me, ma la devi fare al ragazzo che tu hai scelto. Cerchi di trasmettere a loro un po' il tuo vissuto, quello che è stata la tua esperienza, far capire loro determinate cose, che per raggiungere gli obiettivi bisogna fare un po' di fatica, ma poi la cosa bella è che stanno attenti. Io a quell'età sono come delle spugne che apprendono. Si è parlato di scelte, si è parlato di credere in qualcosa, insomma tutti messaggi che si ritrovano un po' in quello che è stato il tuo vissuto. Per questo, no? Che nel senso che non ho fatto un sacrificio, ma ho fatto un po' di fatica per raggiungere determinati obiettivi. Ho avuto anche la giusta dose di fortuna, perché ci vuole anche quella, però per mantenere 20 anni di carriera a quel punto non è più questione di fortuna, ma questione di abilità, di allenamento, di saper soffrire, di saper leggere i momenti di difficoltà, nel saper gestire le emozioni, tutte quelle cose lì, insomma, che hanno caratterizzato un po' tutta la mia carriera. Prova dell'udito gratuita al Centro Medico Riabilitativo di Casarza Ligure. Mercoledì prossimo, 27 marzo, sarà possibile sottoporsi ad una prova audiometrica gratuita. Per chi fosse interessato è necessario prenotare chiamando il numero 0185 46 67 28 per fissare un appuntamento. Ricordo il numero 0185 46 67 28. Una mattinata di festa e di sport ha concluso il corso di attività motoria della scuola primaria di Ziona di Carro. Il percorso si è snodato attraverso 10 lezioni di 2 ore e ha coinvolto gli alunni della pluriclasse della locale scuola primaria, guidati dall'insegnante Marina Basso, il tecnico istruttore giovanile della pugilistica varesina Enrico Paganini e Chiara Sturlese, tutor del progetto Sport di classe del CONI. I piccoli atleti hanno dimostrato le capacità acquisite eseguendo circuiti e giochi di rapidità, destrezza e coordinamento motorio, liberamente tratti dal progetto di attività giovanile. Al termine, ciascuno è stato insignito di una medaglia. Per il piccolo comune della Val di Vara è stato un momento dunque significativo, intanto vediamo anche la foto, in particolare per qualificare e garantire la presenza della scuola primaria. E ora, come ogni giovedì, spazio all'economia. Nello sportello di questa settimana parliamo del modello 730 precompilato, del saldo e stralcio dei debiti tributari, la detrazione dei servizi di interpretariato per non udenti e l'iperammortamento 2019. Vediamo la scheda. A partire dal prossimo 15 aprile, in un'apposita sezione del proprio sito internet, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti dei pensionati il modello 730 precompilato 2019. Per accedere alla dichiarazione è necessario avere il codice PIN, che può essere richiesto online sul sito delle Entrate oppure presso qualsiasi ufficio territoriale della stessa agenzia. Al 730 precompilato si può accedere anche con le credenziali SPID e INPS, nonché con la Carta Nazionale dei Servizi. Per poter aderire al saldo e stralcio dei debiti tributari previsto dalla legge di bilancio per il 2019, i contribuenti devono versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica che sussiste quando l'ISEE del nucleo familiare non supera i 20.000 euro. Possono aderire al saldo e stralcio anche i contribuenti per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni. Per le spese sostenute per i servizi di interpretatario dei soggetti riconosciuti non udenti spetta una detrazione IRPEF del 19%. Il legislatore non ha previsto un limite di spesa, quindi la detrazione può essere calcolata sull'intero costo sostenuto e documentato. La detrazione invece non spetta per i servizi resi a coloro che sono affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
La legge di bilancio 2019 ulteriormente estese l'ambito temporale dell'iperammortamento, prevedendo che la relativa disciplina si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia ed effettuati entro il 31 dicembre 2019. Sono agevolabili anche gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ricordiamo inoltre che per le domande di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti è necessario presentare un'apposita istanza utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 18 febbraio scorso. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 maggio 2019. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola "Ragazzi in ostaggio, miracolo a Milano, terrore a San Donato, un italiano di origine senegalese voleva vendicare i migranti morti in mare, autista sequestra scolaresca, minaccia una strage, da fuoco al bus, salvati dai carabinieri". Vediamo la foto dell'autobus andato completamente a fuoco, ma prima che succedesse questo i carabinieri sono riusciti ad estrarre tutti gli occupanti, quei piccoli eroi, e la violenza in attesa. La fotonotizia però arriva dall'Africa, l'appello di Papa e della Caritas dopo il ciclone danni terrificanti, aiuti al Mozambico. E poi la politica interna, Salvini graziato dal Senato, arresto De Vito del Movimento 5 Stelle, era presidente del Consiglio Comunale di Roma, e il Movimento 5 Stelle è scosso, no all'autorizzazione a procedere per il Ministro degli Interni, il capitano della Marionio invece è indagato perché ha disobbedito. E poi la storia che arriva dal Piemonte, professore da Nobel che vuole gli studenti felici. Giuseppe Paschetto, da 35 anni insegnante matematica e scienze alla Media di Mosso, vicino a Biella, rappresenterà l'Italia al Global Teacher Prize che sarà assegnato sabato a Dubai. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX, anche qui l'apertura all'attentato in Lombardia, brucia il bus per vendetta, Samir sventa la strage. Samir è questo bimbo di origini marocchine che ha dato l'allarme per primo, ha telefonato a mamma e carabinieri. Basta migranti morti, così ha preso forma il delirio di Osinu. La diffusione mediatica spinge a colpire, questa è l'analisi di Lorenzo Vidino. Sempre dal Secolo XIX di oggi, controlli sul Morandi, falsati prima del crollo, svolta nell'inchiesta sul ponte, i magistrati contestano il nuovo reato a 5 tecnici di Spea Engineering e appunto il procuratore Cozzi, la ricostruzione e le priorità sono salute e indagini. Recco battezza il Belvedere Tenco, il sindaco dice è un onore, e andiamo allora a Recco, Belvedere Luigi Tenco, i familiari a Recco per l'inaugurazione, stamane alle 11 l'intitolazione dello spazio al cantautore, il sindaco dice è un giorno storico, i nipoti saranno protagonisti della cerimonia con il taglio del nastro. E sempre dal Secolo XIX, ustiona la madre con l'acqua bollente dopo una violenta lite. A Chiavari, arrestato dai carabinieri un ecuadoriano di 44 anni, il diverbio era nato da un disaccordo sulla festa del papà. A Rapallo invece, furibondo con la moglie, la minaccia con l'ascia, ma fortunatamente intervengono i carabinieri che denunciano l'uomo e lo allontanano dal nucleo familiare. Ora però la linea passa a Genova per vedere gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Fedeltà agli impegni. Apre così Il Cittadino di questa settimana in riferimento alla visita del Cardinale al campus diocesano di Coronata che ospita gli immigrati. La Chiesa non abbandona i richiedenti asilo, i nuovi progetti nella struttura diocesana sulle alture di Genova. Di spalla, sempre in prima pagina, l'iniziativa della pastorale giovanile Cibo e Igiene, che torna dal 1 al 5 aprile nelle scuole, per la raccolta di generi alimentari e igienici per i più bisognosi. Taglio basso, il richiamo alla Via Crucis cittadina, che si è svolta lo scorso 15 marzo al Porto Antico. 2000 fedeli hanno partecipato al rito presieduto dal cardinale Bagnasco. Infine, tra gli avvisi, l'appuntamento della 24 ore per il Signore il prossimo 29 e 30 marzo, con il programma dettagliato che si svolgerà nella chiesa di Santa Marta. Tutte le altre notizie all'interno del giornale e sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Per la cronaca andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria per una notizia che arriva da Spezia. A Coltella la moglie, arrestato medico.
ha coltellato la moglie all'addome durante una lite. L'uomo, un medico 70enne, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana. Il ferimento è avvenuto la scorsa notte nell'appartamento della coppia a Bolano. La donna, coetanea e collega del marito, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale della Spezia, dove è stata operata ed è in prognosi riservata. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e che cosa abbia portato al ferimento. Adesso gli aggiornamenti locali con Andrea Capitani dalla redazione. A te, Andrea. Per lo sgombero dei rifugi di Fortuna allestiti da persone senza fissa dimora nella zona compresa tra piazza Giovanni Paolo II e il mare. Una nuova occupazione, si legge nel testo, è avvenuta con l'apertura di varchi effettuati tagliando o forzando la recinzione. In una recente ispezione da parte dei vigili urbani sono emerse condizioni igieniche pessime date dalla presenza di rifiuti di ogni genere, da resti di fuochi destinati alla cottura di alimenti, oltre a tende da campeggio e materassi. Pertanto, per evitare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza urbana, il Comune interverrà per allontanare gli occupanti abusivi e per ripristinare la zona e le recinzioni che sono state divelte. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie Andrea, era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19:15, sempre con Tigullio Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.